Conta la fetta ieri per i pezzi, quando la mangiate? 15 pizze. Il piacere di stare insieme. Il piacere di stare insieme. E questo piacere di stare insieme Che non chiamo? ci faccio inclusere. Ah, siamo in diretta. Non ne sono accorto. Questa luce. Oggi non salutiamo nessuno, tutti No, quelli che escono no. a Vesta salutiamo. A Vesta salute a Saverio, a Pita Napoletano. A Vesta salute. Salutiamo a Filippo oggi. Filippo Di Stasio, detto il bello, che si chiamavano. Ma poi c'è è bello, Lascia diciamo. stare, ieri è bello. Quando uno Vabbè, è maturo. Ma Adesso quando uno è bello, è maturo. bello. Pieno, stai pieno, Filippo. Che c'è cosa? Ciao Filippo Di Stasio, buongiorno. Buongiorno Andrea Di Miccoli. Ma tu lo vedi sullo sfondo? Ma allora perché sto capitato? No, il buongiorno deve essere così, dobbiamo far vedere. Anche se oggi c'è anche la luna, lo sai? Ho visto la luna. Ma devi sconsigliare. Sai, no? Cerchiamo di. Lo chiamavano Membro Rosso perché lui Pietro e bruttasse. Bella quella canzone, ragazzi. Ma sta in classifica. Siamo A Discorì, ma diciamo Palmarizzi, buongiorno. C'è scelto ma Silvana, buongiorno. Oggi è febbraio. Oggi è 1° febbraio. Auguri di buon capodanno. Per tutti. 1° febbraio. Oggi è passata Roma, insomma, ci rendiamo conto come passa il tempo, cari amici di Barletta Vest. Guarda che bel tramonto in fondo, vedi? Infatti, Tramonto, ben risintonizzati su Barlit e Avest. Ma fai una rete. Vi auguriamo una brava, quando cosa mi ha fatto zio, Ma cosa? Step brick by brick. i mattoni su. Vicino a zio, Milano Piuve, mi faccio piacere perché le speravo. Più tu ombrello. Mi scacchio, ti dedico questa, Michele, a vedere. Ma quello che dico io, ma venite a venire, ma ci starà fede. A Malorani, stesse a mood steak. A mood. Bello, come bacalè, muto, E allora, buona giornata, si scavia. Ma se mi dà l'ombra delle righe, ci disse il posto dove sei a delle righe, disse ombra Perugia. Quasi vicino a Perugia. Sì. Dice belli. Che bello. E allora, cari amici, una buona giornata e un buon risveglio, ben risvegliati. Oggi è 1° febbraio 2018. Ci ha lasciato il nostro caro CT della Nazionale Azeglio Vicini. Però giocò un calcio stupendo. Ma te ne avevi fenomeno, te ne avevi. Te ne avevi fenomeno. Fu il te fengazzi, poi c'è te fengazzi, poi c'è un bacio per la Coppa del Mondo, un portino il grande Zenga, che a pigliarsi, ma dai, veramente io non lo dimenticherò mai quel mondiale, bellissimo. Giocarono da Dio, cioè secondo me è stata la nazionale più spettacolare che abbiamo avuto, era fortissima, Baggio, mangiai in banchine, Scalacci, Baresi, no, bellissimo. Ma aiutato, ragazzi, spettacolare questo buongiorno. Ragazzi, facciamo godere la natura pure, dopo che avete goduto voi, facciamo godere la natura. E se perché la canzone? Alza la tapparella che fa freddo. Sì, fa freddo. 10 gradi sono, dai zio. Però fa corrente. Chiudiamo la tapparella. A posto, ragazzi. Caffè vecchio, è inutile, zio. Ragazzi, ieri sera il signor Di Pietro Raffaele, se non lo fermavo, si frecava pure i forni della gara del coso. Si è messo là a capotavola, pizza, e mangiava pizza
si è fatto socio di Carlo, il nipote di Mattone. Quanti anni c'ha Carlo? 14 anni, 15 anni. Carlo burrava e lei lo mangiava. Carlo! Faccia via Carlo! Carlo! Hai dato soddisfazioni, Io do sempre soddisfazione. Ecco qua signori, il sole ve lo salutiamo e ora vi faccio vedere lo spettacolo del mare, signori. Questi colori mi fanno impazzire. Sono stupendi. Nunzia Ricco, buongiorno. Nunzia, questa è dedicata a te, Nunzia, io non ti conosco ma ti faccio vedere questo spettacolo di sole, il sole che bacia i belli. Vedi che bello il colore? Bellissimo, quello è bellissimo, il colore stupendo. Io cerco il sole dentro di te. Libererà. Qui la gente ha bisogno d'amore. Buongiorno signora Maria Corricella. La conosci? Un saluto alla mia Lella. Ciao Lella. Mua. Ma disperata dopo ieri disse non mi chiamate disperata, mi disse chiamatemi. Non mi ricordo. Scrisse il nome Giulia. Serena di Benedetto, buongiorno anche a te. La tavola è il mare. Il mare è una tavola, è bellissimo. Non ci veglia. Ragazzi, condividete, condividete, ma andiamo. Non condivide nessuno però. No, stiamo perdendo carisma. Lucia, ma. Lucia Si chiama disperata dopo. Hai detto Lucis. Cos'è Lucis? Corrente. Corrente. Lucia. Meno male. Lucia Doc. Ecco la gazzata. Vedete. Hanno fatto l'amore, hanno fatto anche lo spuntino e lasciano tutto qua. Anna, beautiful Barletta, grande Anna Gambarrotta. La gazza ladra. Ragazzi, facciamo un quiz. Perché secondo voi la gazza ladra è bianco-nera? Perché della Juve. Guarda caso. Evanghetide, usa l'umire, sana muretta da cassir. Più alta di gli che parava a me, ma portava con mano manette quattenne. Gli domandava un sotto tacchette, gli s'affacciava e venava cubette. E se ne vanno a prassa saltare, l'articolo il pana tutta girare. Ciavolo cotte, ciavolo craude, evanghetide sapruete cresciaude. Ciavolo dritte, ciavolo storte, evanghetide non avete mai sorte. Evanghetide, perché morto, s'hanno scunnava sempre dall'urto. Mezzo citroni così dei venuti, cacciuvo di sfuggire dall'occhio. Gli di ciao sa come facendo, ieri non ti come avanti tu bene. E quando stava era proprio curioso, un pensavi capi che si è castelloso. Ciavolo bello, ciavolo brutto, Evanghetide girava di notte. Ciavolo santo, ciavolo sopra, Evanghetide girava una roba. Uè mamè, non te perché non potevo vedere. È molto simpatica sta canzone. Ma cosa che bella che ha fatto a È molto simpatica sta canzone, veramente. Hai visto il trabucco? Hai visto? Che hanno trasmesso male perché se mi stringo per cattivo pensiero, vola la sua così ne pulire. È ufficiale, siamo preoccupati. Una cosa, 2 minuti di serietà. 2 minuti di serietà, dai. Pronti? Via. Ho visto sulla Gazzetta che Mennea diceva della sua non candidatura. Ha deciso di non candidarsi. No, ognuno diceva così. E ho visto anche a destra che si mette Damiani. Sì, è una competizione ricca. Io ora vi dico una cosa, seriamente parlando. Dima. Beh. È la prima volta che lo vedo senza donna. Io dico solo questo, ma seriamente, votate chi volete, ma votate un barlettano alla Camera, al Senato. Ma andiamo in Usted. Ragazzi, è una sfida. Vediamo di avere più peso politico
a livello nazionale. Cioè, siamo abbandonati a noi stessi. Ecco, c'è quello che mi fa incazzare a me, mo sto parlando seriamente, cioè, fanno sempre in modo, cioè che poi quello che ho capito, Franco, che lo fanno apposta a mettere tanti concorrenti che non fanno i show, capito? E noi stiamo sempre dietro. Mandiamo qualcuno là. Che bello, che bel cane, però bello, nero. Sì. Oh, buongiorno Francesco Mele. Da Verona sta questo, chi è questo da Verona? Ragazzi, Carmine Farano, a Verona. Faranno Lungadice Matteotti 13H, ha abitato zio Franco per 1 anno e mezzo. C'è proprio che certo che tu parli, parli l'idea. Lungadice Matteotti 13H, vatti a fare un caffè da Tubino alla faccia mia, Tubino, Corso Portaborsari, Verona per me, dopo Barletta, è la città più bella d'Italia. Comunque, a parte gli scherzi, vedete che bella questa. Lo sai che io rimasi scioccato quando vidi Verona, veramente, non sto scherzando. Dici, ciao Pina, vedi a Pina. Pina, ciao Pina. Buongiorno Pina, sei in diretta. Tutta a posto. Ciao. Questa è una grande donna, ma sempre lavorando. Verona è bellissima. Verona spettacolare, ragazzi. Io rimasi scioccato, però Piazza delle Erbe, Corso Portaborsari, per dirti, Via della Conca. per dirti una cosa ora, a Verona si sono inventati la storia di Romeo e Giulietta. Quella è una storia inventata. Puttanate. Ma tu sai quante persone vanno là che vede sto balcone, come di fare un balcone. Quando starai tu a Corso Vittorio Emanuele? Verrò io a dirti, Lello, ma fecus, datti da fare. Buongiorno Barletta, sto benedetto fotografo. Maria Grimaldi, buongiorno Barletta, buongiorno Lello e buongiorno Franco. Maria, non ci preoccupate. per cortesia, la par condicio, specialmente ora che siamo stiamo entrando in come si chiama la cosa? In campagna elettorale. Dobbiamo essere Vota Lello. Vota e fai votare, vota Franco, vota Lello. Vota Franco. La macchina ti lascia signore? Sì, dai. No, ti lascia la macchina perché sei stato un signore che mi hai portato il cappottino. Lello ragazzi c'ha un copricollo, che non è un copricollo, è un cappotto. Buongiorno Franco, grazie Maria Grimaldi. Beh, tutte e due, ma cioè, vedi, questa è un'altra cosa. Vedi, questa è un'altra cosa da cito, tutte e due. 1 e 2. Non che danno la possibilità di. Cioè, no, vabbè dai, queste sono le cose che io odio, ma vedi un po', cioè vedi un po' te, pensa un po' te. Vedi questo, vedi scienziati, vedi come sa questo, vedi. Vabbè ragazzi, e questa è un'altra cosa, acito te, Damet Pizz. Mettiti in mezzo, ragazzi, raccogliamo le firme, a posto è. Tu sei dentro di me, tu sei un pezzo di me, tu sei un pezzo Piano. di me. Raccogliamo le firme, adesso vi diciamo dove andare a mettere la firma. Chiaro. Chi sono in multa e si mette. Questi sono in multa e si mette. Poi andiamo e si mettono a chiederci. Bene ragazzi, un abbraccio da Franco il Rosso. Da Franco e Lello il Rosso. Vi auguriamo un buon giovedì, 1° febbraio 2018. Oggi è Sant'Anastasio. Ciao ragazzi, buongiorno. Hai capito tutto ieri sera? Oh, ehi, a posto. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Buongiorno Franco, ti amo.
Fino all'alba in città. E niente ragazzi, votate il Barlettano, diciai ma votate un Barlettano, perché bisogna farla progredire questa città, ragazzi, facciamola progredire, votate a chi volete, ma votate il Barlettano, punto, senza fare campagna elettorale. Io faccio campagna elettorale per la mia città, votate a chi volete, ma votate il Barlettano. Diamo la possibilità di dire anche la nostra a quei banchi. Ci non mi show come polemica che mai sconsiderato, punto. E con questo vi saluto e vi auguro una buonissima giornata e una bellissima giornata. Io spero che vi va tutto bene, qualsiasi cosa vi va bene. Buona giornata a tutti, Barlet e Avest. Ciao a tutti. Barlet e Avest, Barlet e Avest.